Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè apprezza il senso di responsabilità appena testimoniato dal Consiglio Comunale e dalla Giunta tutta in riferimento ad alcuni provvedimenti approvati nell'interesse a beneficio della comunità agrigentina. Il sindaco afferma: desidero ringraziare il Consiglio Comunale di Agrigento per aver votato all'unanimità la variazione di bilancio dello scorso 14 aprile relativa alle somme necessarie per l'installazione dell'impianto di illuminazione nello stadio Esseneto. È un passaggio fondamentale per consentire entro l'anno il proseguimento di un percorso avviato dall'amministrazione comunale insieme all'assessore Principato e all'assessore al ramo Piparo, che oggi raccoglie un risultato concreto. Sul punto rivolgo altresì un ringraziamento particolare all'assessorato regionale alle infrastrutture che ha concesso il finanziamento, all'assessore regionale Alessandro Aricò, all'ingegnere Salvatore Cocina, direttore generale del Dipartimento di Protezione Civile, che hanno dimostrato sensibilità e attenzione accogliendo la richiesta più volte formalizzata dal Comune di Agrigento. Illuminare lo stadio per l'amministrazione non è solo un'opera sportiva, è una scelta strategica vista la sua designazione come area di ricovero nel piano di protezione civile comunale in caso di calamità. In questa scelta, continua Miccichè, si uniscono due obiettivi: offrire alla città un impianto sportivo in grado di essere utilizzato anche in orario notturno e garantire un'infrastruttura sicura per le emergenze. Allo stesso modo, continua Miccichè, ringrazio il Consiglio Comunale per l'approvazione di altre importanti variazioni di bilancio che ci consentono così di proseguire con determinazione il percorso di riqualificazione del centro storico con circa 2,9 milioni di euro destinati alla realizzazione di alloggi a canone sostenibile nella zona di Santa Croce e ulteriori risorse da utilizzare per i servizi sociali grazie ai fondi del PNRR. Si lavora in silenzio, conclude Miccichè, sono i fatti a parlare, questa è la cifra della nostra amministrazione, non parole ma risultati. So bene che da fuori qualcuno tenta di sminuire quanto è stato fatto, ma c'è una città che guarda avanti, che comincia a raccogliere all'interno di una stessa legislatura i frutti di un lavoro serio, costante e coraggioso, nella cosciente convinzione che se cresce Agrigento, crescono tutti i suoi cittadini, cresce il lavoro e cresce l'economia.